ragazzi, buongiorno, eccoci qua, un altro giorno, siamo qui su questo pianeta. Ricordatevi che ogni giorno è un regalo, non date per scontato. Fattore di esistere. Cosa c'è? Questa macchina sta perdendo, sento delle mancanze, ha tipo dei mancamenti, so cazzi, se vuole mettere qua a fare i giochini. Vediamo se mi deve fare uscire i soldi che non ci sono, perché devo uscire un mare di soldi peggio della Juve. Sono economicamente peggio della Juve, magari Dio ha visto i problemi da Juve. E vabbè, ognuno c'ha i suoi, Davide di Nati Liberi, fratello, i tuoi video sono sempre di Allegri, si parla solo di Allegri. Ma che avete firmato un contratto? Non lo so. Per chi lavori? Per Absim? Per chi lavori? Per chi? Tutti sti video anti-Allegri, l'abbiamo capito tutti che Allegri non è cosa, ma ce lo dobbiamo tenere almeno per quest'altra stagione, per mezza stagione, dipende come vanno le cose. Può essere che a gennaio succede la rivoluzione, manco panettone si mangia, lo zio Allegri, capace che non si mangia manco panettone, non lo sappiamo, vediamo come va. Se va male la società non può stare a guardare e perdere altri soldi, per quanto lo voglino bene, per quanto lo amino. Quindi non sprecate i gigabyte per fare sti video anti-allegriani, che già sappiamo tutti qual è la situazione, lo sappiamo tutti. Fate 5 minuti di analisi, 5 minuti di pagelle e una settimana di Allegri out. A me non me ne frega niente d'Allegri, non me ne frega proprio niente. Per questa stagione, se Allegri non era stato confermato, io ero forse più contento di voi, però non è così. Non potete analizzare solo Allegri. Non avete niente da dire? Parlate del più e del meno. Che te mangiaste oggi? Se faceste la pasta a casassa, sotto mangiaste una caponatina, non lo so, racconta dove sei andato a mare, racconta cosa vuoi fare da grande, ma non parlare solo d'Allegri. Una volta tagliavo i tuoi video in mare, vedi? Più interessanti, erano più fantasiosi, ma ora sembra una cosa. E lo vado a prendere e poi lunedì glielo riporto. Ci pigliavo poco e ci pigliavo poco. Sempre ci pila.
Va bene caro Daviduccio. Scusa, non è voglio farti il maestro, sei molto più bravo di me, però ti volevo avvisare che sei un tantino ripetitivo. Oh, vediamo che qualcuno conosce lui e ha più contatti, gli faccia presente che io medesimo, Benny Negroni, si lamenta. Va bene? Ora sono qui a scuola calcio, mio figlio ha la preparazione per la nuova stagione dei juniores. Loro sì che giocano per amore, perché non pigliano una lira, lo fanno solo a quest'età per amore, non ci sono dubbi, senza dubbi, perché soldi non ce n'è. Ma che cazzo si suona? Io non lo so, ma cosa te suoni, imbecille? Maronna, mi sono malati. Ciao ragazzi, ciao, buona serata, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, fatemi crescere, che così faccio qualcosa di più interessante, e mettete un like, va bene? Grazie. Juventini, buona vita.